ringraziamo il Vescovo che è presente, oltre che ospitarci qui nel Salone dei Vescovi, ecco, dell'Episcopio, è anche presente per un saluto iniziale. Abbiamo interrotto nell'impegno degli esercizi spirituali, quindi insomma con gli altri vescovi del Triveneto su a San Filenzio, ma teneva ad essere presente appunto per un saluto. Poi quando dovrà partire lo saluteremo, quindi ringraziamo proprio il nostro vescovo della sua presenza e del saluto iniziale. Oggi il nostro convegno, come avete visto dal programma che vi è giunto, affronta il tema di estrema attualità della buona scuola, la legge 107, che ha prodotto sia dal punto di vista amministrativo, ma soprattutto anche l'intenzione sarebbe educativa, diversi cambiamenti nella gestione delle scuole, nell'organizzazione delle scuole. Allora abbiamo chiesto al professor Arduino Salatini, che ha anche scritto un contributo pubblicato in un testo miscellaneo sulla buona scuola, preside dello IUSVE di Mestre e membro del Consiglio di amministrazione dell'Invalsi, che ringraziamo per aver accolto l'invito ad essere qui oggi, di presentarci il testo della legge della buona scuola, la legge 107, e nello stesso tempo di darci anche alcune linee interpretative. Insieme con lui abbiamo chiesto, e li ringraziamo, a due colleghi, due dirigenti scolastici, la professoressa Perroni e il professor Turri, di dirci dal loro punto di vista, che è il punto di vista di voi che siete nella scuola, cosa ha voluto dire, e sia le luci come forse anche le ombre che possono nascere a circa un anno, poco meno di un anno, dall'applicazione di questa nuova legge. E ringraziamo anche il dirigente del nostro ufficio territoriale, il professor Paglia, di essere presente per intervenire, per moderare poi anche il dibattito che ci sarà, proprio perché penso che tanti di noi abbiamo da evidenziare o da approfondire degli aspetti che possono essere particolarmente significativi per noi. È un tema che ci vede coinvolti tutti, sia le scuole statali sia le scuole paritarie, nell'ambito appunto del sistema integrato di istruzione, e anche potremmo dire i centri di formazione professionale per quello che riguarda l'alternanza scuola-lavoro. Quindi è un argomento che riguarda tutto il mondo educativo della scuola, e pertanto sia nell'attuazione della legge sia nei decreti attuativi che pian piano dovrebbero venire fuori, dall'infanzia fino alla fine della scuola secondaria di secondo grado, è una realtà che vede questo tentativo di rinnovamento e di cambiamento. Quindi un argomento che penso ci vedrà tutti interessati. Io lascio subito la parola al nostro vescovo per i saluti. Grazie. Buona giornata a tutti e buona riuscita di questo vostro incontro, che ormai sta diventando per fortuna una tradizione bella, di una scuola che per fortuna si sta svestendo della ideologia e sempre di più converge su una grande passione, la passione educativa, istruttiva ma educativa, nei confronti delle giovani generazioni che oggi si trovano a vivere una situazione alquanto complessa e che forse richiede ancora di più da parte della docenza, insieme con i genitori se si riesce a coinvolgerli, una perspicacia per intravedere le strade per una buona scuola, cioè una scuola che riesca a inserire ciò che è buono, devo dire ciò che è il meglio per gli studenti. Mi sia consentito semplicemente evidenziare un termine che mi pare riassuntivo di tutte le espressioni che trovate anche qui davanti a voi, della buona scuola. Avrei preferito che fosse stato anche marcato, però sono gusti personali. A me pare che una buona scuola dovrebbe imperniarsi, avere come perno il discernimento, nella sua triplice accezione di sfumature del dogimazzo, di affero, di acrino. Non compete a me spiegare, sono qua tanto
altri professori, poi c'è il magistro, ecco, giustamente, quindi penseranno loro a dire quali sono le sfumature del dokimatsu di Agrino Diaferro nel discernere che cosa? Le proprie capacità, avere la capacità di individuare, avere la sensibilità di individuare che capacità anche intellettuali, non soltanto, tu possiedi, quali sono poi le eccellenze delle tue capacità, perché ognuno avrà pure qualche eccellenza e allora su quell'eccellenza poi si indirizzerà anche nello studio successivo per non essere buttato fuori dalla scuola per incapacità o indisponibilità ad assumersi determinati indirizzi che non fanno per noi. Nello stesso tempo un discernimento molto bello, interessante, di sapere individuare che cosa, un atteggiamento si dice critico, di discernimento, che cosa c'è di valido o non valido nel confronto con gli altri. E allora la scuola deve diventare sempre di più un parametro anche per le altre istituzioni di confronto bello, positivo, acutissimo. Una delle cose più belle che io ho sperimentato nella mia scuola anche a quei tempi, Roberto, era quando potevo avere dei docenti, degli alunni con cui potermi confrontare, ma come dire, potevano mettermi con le spalle al muro. Per me era la gioia più grande, perché vedevo la perspicacia dell'intelligenza umana che non si ferma nel ma l'ha detto il professore, non l'ha detto il professore, ma noi pensiamo, proviamo a confrontarci, che cosa ne viene di buono? Allora, la capacità di discernere ciò che nella scuola viene prospettato e discernere ancora di più ciò che i social network oggi presentano, perché una scuola non può far finta che non esistano i social network. Ormai deve fare i conti, anzi impastarsene con serenità, perché questo è il loro strumento. E allora la capacità di discernere ciò che in questi strumenti può venire di positivo, di costruttivo, di virtuoso per la propria personalità è pure molto importante. Quindi non so se voi siate d'accordo di riproporre, di rifocalizzare questo grande tema del discernimento. Adesso ci ho detto la sfumatura che vi sarà spiegata successivamente, e proprio come punto di riferimento per tutte le scuole, sia le scuole statali sia le scuole paritarie. Alla fine sarebbe molto bello anche un confronto tra scuole statali e scuole paritarie, non uno scontro, mai, ma un bel confronto. Noi stiamo accentuando questo, ci pare che se si riesce a dare sviluppo, incremento al discernimento delle capacità personali e a discernere ciò che viene offerto, credo che anche gli stessi alunni potranno gustare di più la scuola. Si sa che le situazioni oggi sono talmente complesse perché provengono da mille situazioni estremamente complesse, drammatiche a volte, però sono convinto che bisogna trovare il modo di agganciare l'attenzione, la sensibilità dei giovani di oggi è il loro futuro, e in questo futuro deve esserci anche una grande alleanza tra la scuola e un governo che pensa dopo, perché è un assurdo, è una tragedia che i migliori menti, le nostre eccellenze scappino via dall'Italia, un impoverimento imperdonabile. Qualcuno dovrà pure metterci mano a questo capitolo e fare in modo che qui in Italia quelli che sono stati aiutati anche con del denaro pubblico ad essere delle eccellenze non vadano a dare il beneficio fuori dall'Italia perché costretti. Comunque problemi che ci angosciano, ma è meglio non parlarne. Io auguro a tutti una buona giornata, sto qui almeno per il momento dei saluti e poi sono costretto ad andarmene, ma mi dispiace tantissimo perché a questo tema ci tenevo tanto, però vi farò poi riassumere le cose che direte. Grazie.
sono vescovo e sono stato chiaramente provocato, ma adesso non mi dilungherò, dico solo diacrinome da diaferota, ina calos doprimatum. Questo è, dopo ci vedremo cosa vuol dire. Traduco, giudichiamo, discerniamo le differenze per valutare bene. Questo è, diciamo, un genio, diciamo, il brocardo che ci portiamo via, che scriveremo al plasma da qualche parte. Allora, il professor Salatin ha un curriculum vitae sterminato da un punto di vista delle cose che ha fatto e delle cose che sta facendo. Dico soltanto che per noi è un onore averlo qui, perché lui è preside, si chiamano ancora presidi da loro perché non hanno adottato diciture, diciamo così, improprie, dello IUSVE di Venezia, cioè dell'Istituto Universitario Salesiano di Venezia, dove vengono formati ragazzi che saranno domani insegnanti, ma non solo, perché l'Istituto Salesiano, diciamo, il pontificio Ateneo Salesiano ha svariatissimi percorsi, e lettere antiche non solo, ma anche tutto il discorso della Sacra Scrittura e anche quello della grafica che abbiamo qua a Verona, che è una delle eccellenze assolute europee del nostro sistema italiano, in questo caso salesiano. Lui è stato anche direttore di Prase del Trentino e adesso è stato presidente della commissione di riforma dell'istruzione professionale, espertissimo del settore del rapporto tra sistemi regionali e sistemi nazionali dell'istruzione professionale, ma anche tecnica, perché ha lavorato fianco a fianco con il rettore dell'Università di Udine, il professor De Toni, e attualmente è presidente di tutto il raggruppamento e poi coordinatore specifico del settore tecnico-professionale della commissione di cui ho l'onore di far parte anch'io a livello ministeriale di monitoraggio e verifica del riordino Gelmini, per vedere un attimino quali sono i problemi che a distanza di 5 anni dall'anno della riforma sono ancora irrisolti e vanno in ogni caso messi e focalizzati per essere portati, diciamo, a correzione. Ecco, questo è dopo lui naturalmente autore di diverse pubblicazioni e di esperienze internazionali, ha questa sua caratteristica particolare che non è da tutti i pedagogisti, gli esperti di educazione, che ha una particolare attenzione agli aspetti istituzionali. Quindi lui non si è occupato soltanto della dimensione della riflessione educativa, ma si è anche ingaggiato su come costruire i percorsi normativi e, diciamo, i regolamenti e l'organizzazione, perché l'educazione diventi qualcosa di praticabile, di reale. E in questo senso oggi lo ringraziamo di essere qui con noi per darci questo inquadramento e aiutarci a capire meglio questa legge di straordinaria complessità, che raccoglie tantissime aspirazioni, ma che ha dei problemi attuativi che non sono indifferenti, uno dei quali ce l'ho adesso per le mani io, che è quello del concorso, che trovare anche i presidenti di commissioni, i commissari, posso assicurarvi, è un'operazione tutt'altro che semplice, ma ci sono anche le questioni dell'alternanza scuola-lavoro, insomma ci sono tante cose che sono difficili, però, e io vi lascio subito la parola, se non si comincia a fare qualcosa di difficile, si continua a fare quello che si è sempre fatto, pensando che vada bene sempre. E in un'età come questa, in cui i cambiamenti sono continui e radicali, bisogna essere capaci di leggere i cambiamenti per trovare le soluzioni e fronteggiare la complessità di fronte alla quale tutti i giorni ci troviamo. E in questo senso, e chiudo, il nostro comune maestro e amico, il professor De Toni, ci ha insegnato che il nostro è un avanzare sul filo del rasoio, quel sentiero sottilissimo che si chiama nella teoria della complessità orlo del caos, e cioè quell'orlo nel quale noi da una parte vediamo il disastro se non ci siamo noi a tenere i fili uniti del sistema, e dall'altro c'è l'ordine di cui siamo garanti, e quindi c'è sulle spalle di chi ha la responsabilità organizzativa il peso di essere ogni giorno alla frontiera non delle trasformazioni ma dell'ordinamento quotidiano. Quindi grazie di essere con noi, prego professor Saltini, e grazie ai colleghi che dopo sono come sempre le parole del professor Quaglia sono super lusinghiere, qui poi mettono un po' di imbarazzo perché non è poi facile corrispondere a delle aspettative. Io cerco di interpretare un po' quello che è stata la richiesta di chi ha organizzato l'iniziativa, cercando
vivere e su cui hanno dovuto già produrre decisioni, come molti di voi credono. E dall'altra parte cerco di dare una lettura che possa anche, come dire, richiamare delle prospettive di una legge che offre anche delle opportunità. Perché dico questo? Perché la mia tribù, quella dei pedagogisti, è stata ipercritica, anche nel testo citato, credo di essere più moderato dei 4 contributi, no? C'è una spara ad alzo zero, non abbiamo fatto nessun, per caso lì, nessun confronto preliminare, quindi sono contributi autonomi. Però complessivamente, diciamo, abbiamo avuto sia dal versante accademico che da quello politico o sindacale una serie di prese di posizione, vedremo anche un po' perché, diciamo, molto dure a riguardo. Quindi, come veniva richiamato prima, dovendo poi andare a costruire contesti istituzionali che permettano di far andare avanti le cose, mi preoccupo anche dopo di cogliere i passaggi che ci sono, normativi, legislativi o regolamentari, come anche delle opportunità. Poi vedremo se, diciamo, questo può essere condiviso. Allora, io provo a organizzare la riflessione su questi 4 punti, stando nei tempi, per poi lasciare spazio ai colleghi. Un primo punto riguarda, diciamo, un po' gli antefatti così della buona scuola. Io ho avuto la possibilità, fortuna sfortuna, non so, di partecipare anche alla prima insomma, incontri per l'impostazione di quella che poi sarebbe diventato il documento sulla buona scuola, e quindi ricordo delle prese delle scelte preliminari che sono stati molto influenti poi sul seguito. Un aspetto che secondo me è stato preso in carico molto poco dagli estensori è prima del testo licenziato dal governo del Ministero, un po' meglio poi nei passaggi parlamentari, è l'idea di scuola che ci sta sotto. Su questo la mia tribù di pedagogisti è super critica, se qualcuno ha letto qualche intervento. In realtà ci sono dei passaggi che vanno anche ricostruiti alla luce poi del cammino parlamentare, che ha, come dire, riassestato un impianto che poteva essere in qualche punto molto carente. Poi riprenderei alcuni elementi caratterizzanti che saranno poi integrati dai colleghi e qualche prospettiva aperta, diciamo così, che si può immaginare. Allora, anzitutto sappiamo che è una legge controversa e la cosa si vede non solo dal dibattito, del conflitto che ha creato, ma se andate a vedere le 24 slide che il Presidente del Consiglio ha presentato nel bilancio del suo governo a 2 anni dall'insediamento, non c'è nulla sulla scuola. Eppure la scuola è una delle priorità di questo governo. Per la prima volta si iniettano 4 miliardi di euro, si assumono prima insieme circa 200.000 persone, e questo sembra essere diciamo non apprezzato nel suo complesso. Recentemente ho avuto modo insieme al professor De Toni proprio di scambiare qualche parola direttamente con Renzi, e lui riconosce che se deve rimproverarsi una cosa è come si è mosso nel campo della scuola. Questo, diciamo, va anche detto dal punto di vista sappiamo che è in corso una raccolta firme per il referendum e ci sono 4 punti diciamo particolarmente oggetto di feroce critica. I poteri concessi a voi come dirigenti scolastici, per quelli che sono qua in questa veste, il bonus scuola per le scuole private, la questione dei comitati di valutazione dei docenti e l'obbligatorietà delle ore di alternanza scuola. Questi sono i punti
centralità della scuola e delle logiche economiche, mentre sacrifica ruolo, funzioni e missione della scuola pubblica. Questo è diciamo, il dato concreto, siccome il percepito è molto importante, decisivo, diciamo, su questo ci sarà da interrogarsi. Allora, io non ho risposte preconfezionate, vi dirò quello che è una mia posizione personale, quindi prendetela come una, diciamo, una opinione da confrontare e da mettere sul campo. Quali sono gli artefatti di questa legge? Io tendo sempre a richiamarli, a ricordarli. Quella che poi è diventata la legge, non è nata come un provvedimento di riforma della scuola. Questo è il punto. E probabilmente, io l'ho detto, è un peccato originale in qualche modo. Cioè è nata attraverso partendo da due tavoli, uno che si poneva il problema: come può il sistema formativo diciamo italiano dare una mano allo sviluppo del paese e quindi creare diciamo ulteriori condizioni che permettano in particolare Made in Italy di mantenere e aumentare il proprio successo nel mondo, e come possiamo formare giovani in grado di dare continuità al meglio che produce il sistema produttivo economico, e l'altro il problema del precariato, sostanzialmente, di questa realtà presente solo nel nostro paese, a livello europeo almeno, in termini così, diciamo, così massicci e inestricabili. Insomma, no? Quindi in un certo senso è un provvedimento che ha come diciamo, basi questi due cantieri con un disegno dell'edificio completamente diverso, e questo spiega, dico subito anche la mia opinione, perché di fatto l'impianto tenga conto molto di più, se volete, del secondo ciclo che del primo ciclo, se andiamo a vedere poi i singoli provvedimenti. Questa origine porta al fatto che la riforma, pure chiamata riforma, nel 2010 era stata chiamata più umilmente riordino, diciamo, non tocca gli ordinamenti sostanzialmente, non tocca il curriculum, non tocca i cicli scolastici, cioè quei punti che erano in qualche modo stati segnalati come elementi di una certa criticità, se ricordate in particolare anche sulle riforme dei cicli, no? Che aveva anche nel ministero precedente del ministro Carrozza, per dire la vecchia, eccetera, erano state avanzate, ma prima insomma ipotesi addirittura di revisione del primo, del secondo, riduzione degli anni, conclusione della scuola di 18 anni, eccetera. E tutto sommato, per come è stato messo in piedi, è partito con un approccio che possiamo definire in forma un po' grezza, se volete, tecnocratico, cioè l'idea che sostanzialmente insomma con degli interventi opportuni si potesse finalmente chiudere delle partite che nessuno prima era riuscito a chiudere, e su questo punto ci sono sicuramente degli aspetti positivi, degli altri che ribadiscono la complessità dell'operazione. La prima versione se ricordate, del documento denominato La Buona Scuola si fonda su queste 6 piste che possono anche aiutare a leggere poi cosa sia tradotto nella legge. C'era una etichetta di non poco conto associata, uno slogan, la scuola come fattore di qualità della democrazia. Poi questa cosa si è un po' persa per strada, ma c'era questo, insomma, a bilanciamento quasi dell'approccio in qualche modo tecnocratico, devo dire un'attenzione alla cittadinanza attiva, ecco, che poi però si è un po' persa. E nei 6 punti in cui anche fisicamente poi sono state veicolate le informazioni e tutta una campagna molto interessante sul piano della comunicazione politica, noi l'abbiamo analizzata con gli studenti universitari di comunicazione, tutta l'operazione da un lato sul piano dell'informazione, dall'altro su quello della partecipazione e coinvolgimento, stando i numeri, soprattutto attraverso diciamo, i canali diciamo,
web è stata da molti riconosciuta come una campagna di larga partecipazione, con i numeri che sono stati raggiunti rispetto a quelle cose che si possono vedere anche in altri paesi europei. Qui ritrovate più o meno diciamo, punti che poi sono generativi degli sviluppi successivi, la questione dei docenti, il richiamo all'autonomia come elemento chiave da cui ripartire. Questo è un po' il filo conduttore, mi sembra più forte nei vari passaggi, dalla bozza della buona scuola al primo decreto legge, al successivo disegno legge, fino all'approvazione della legge, perché sono stati dei cambi non da poco. E c'è un accenno qui al curriculum, ripensare a ciò che si impara a scuola in quella prima versione, un riferimento che poi troverà soprattutto in traduzione nell'alternanza scuola-lavoro, quinto, in cui il titolo era fondata sul lavoro, e poi la questione delle risorse. In qualche modo si ribadisce una discontinuità, abbiamo tolto prima 8 miliardi alle scuole e ne restituiamo altri 4, questo è sostanzialmente. L'operazione di comunicazione si basa, come ricordate, su degli slogan che sono stati qui diciamo sintetizzati in 12 punti, in cui ritrovate più o meno insomma pezzi di elementi che poi sono confluiti nell'articolato di legge. Se andiamo un po' a vedere, più o meno trovano tutti un qualche sviluppo. Non so, ad esempio scuola di vetro, dati, profili online, la troveremo negli open data, facciamo un esempio, insomma, la scuola digitale ci sarà un piano, basta supplenze, mai più precari, si entra solo per concorso, ecco, tutte queste cose qui le conosciamo, accenni alle nuove alfabetizzazioni, eccetera, eccetera. Poi c'è uno slogan abbastanza, come dire, impegnativo, che poi ha trovato non totalmente traduzione, che è il numero 12, la scuola per tutti, tutti per la scuola, dove lì c'è una questione non di poco conto circa il carattere meno inclusivo di questo modello di scuola. Ritorneremo su questo. Sull'evoluzione parlamentare è bene ricordare, secondo me, che c'è stata una svolta significativa anche nella riflessione, anche come ancoraggio del tutto, soprattutto con la discussione del Senato, fondamentalmente nel 2015, dove la Commissione parlamentare ha fatto un'operazione di ancoraggio del tutto, soprattutto al tema dell'autonomia. Cioè riprendiamo il tema dell'autonomia a fine anni 90 e su quello ancoriamo il tutto. C'era un testo, ad esempio quello del decreto legge, a mio parere e anche di molti, senza baricentro, proprio per questa cosa che abbiamo detto. Che cosa opera diciamo questa rilettura fatta dal Parlamento? Uno slittamento dall'impianto iniziale abbastanza tecnocratico, come ho detto, verso un modello di scuola che si potrebbe, e anche richiamato più volte, un sistema di servizi educativi. Cioè in qualche modo, questo è a mio parere un fattore strisciante nella scuola italiana, il modello che sta sotto è quello dei servizi sanitari. Sostanzialmente noi, probabilmente questo è anche nella testa di molti parlamentari, i nostri rappresentanti, insomma, no? E dall'altro lato, se è così, è inevitabile una qualche forma di aziendalizzazione come è venuto nella sanità, con un ruolo rafforzato del dirigente scolastico. E dunque si apre un problema circa una tradizione invece collegiale della governance, tenendo conto che i decreti delegati del 74 sono tuttora in vigore. Questa è un'altra delle contraddizioni. Ecco, questo è un po' l'antefatto perché si possano prolungare anche i passaggi successivi. Una seconda questione che mi sono posto è: quale idea di scuola emerge dalla buona scuola? Allora, per definizione, dice, deve essere una buona scuola. Ma cosa vuol dire buona scuola? Dove c'è una definizione di buona scuola? Una buona scuola suppone che ce ne sia una cattiva. Quella cattiva implicitamente potrebbe essere quella attuale, però riforma. Ecco,
buona scuola trova un'obiezione da parte anche all'interno del Ministero, che dice: ma noi vogliamo evitare che ci sia un modello di scuola e dunque che ci sia una qualche forma di pedagogia di Stato. Obiezione assolutamente legittima, ma conto è dire impongo un modello, un conto esplicito dei criteri. L'unico accenno, se andate a vedere sui documenti, di provare a definire che cosa potrebbe essere una buona scuola, intesa scuola di qualità o così, c'è solo nei documenti, ma non sempre queste cose vengono analizzate, che sono collegati al sistema nazionale di valutazione. Se voi andate a spulciare sia sul sito del Ministero che degli Invalsi, troverete un documento un po' sommesso, devo dire, che dovendo porsi il problema come possiamo misurare, valutare una scuola, intesa in questo caso anche come istituzione scolastica, in base a certi criteri, esce dalla reticenza e prova a dire quali sono questi criteri. Diciamo, per esempio, uno dei criteri è che deve essere una scuola partecipata, uno dei criteri è che deve garantire il successo formativo, eccetera, eccetera. Quello è l'unico, diciamo, documento a mia conoscenza dove si esce da una certa, in alcuni versi, giusta reticenza. Allora, io ho provato a fare questo esercizio, no? Ripescando un contributo dell'OCSE del 2001, in cui all'epoca si diceva quale sarà la scuola futura nel 2020, come ci mancano pochi anni. Erano stati individuati alcuni scenari. Ovviamente si tratta di un approccio molto criticabile, ovviamente nessuno di questi scenari esiste allo stato puro, però può essere utile per capire, no? Allora, gli scenari partono da tre grandi tendenze possibili: che i sistemi informativi rimangano più o meno come sono, si cerchi di difendere lo status quo, diciamo così, che ci sia un rilancio della scuola, una riscolarizzazione, oppure una descolarizzazione fino all'estinzione della scuola, sempre la scuola così come la conosciamo ha qualche centinaia di anni, insomma, non è che sia proprio sempre esistita, insomma, quindi potrebbe anche non esserci. Diciamo, le caratteristiche di queste tre tendenze e i 6 scenari più o meno sono questi, no? Da un lato permangono sistemi burocratici tradizionali centralizzati, ma questo vediamo che è un po' in crisi dappertutto, salvo in alcuni paesi dittatoriali che farebbero la felicità di molti, dove tutti alle ore 8 del mattino iniziano la lezione facendo esattamente quella roba lì. Ecco, esistono ancora pochi paesi dove c'è questo. Si può accentuare una logica di mercato che quindi dice sostanzialmente lo status quo viene mantenuto mettendo in mano al mercato la risposta, non al sistema pubblico, e quindi l'istruzione diventa un bene privato più che pubblico, e questo processo di mercatizzazione è molto spinto anche in diversi paesi significativi del mondo. L'operazione rilancio della scuola la fa invece come luogo di socializzazione, baluardo della frammentazione sociale, oppure addirittura utilizzando in particolari tecnologie c'è una rivitalizzazione come ambiente di apprendimento, diremo noi, oppure lo scenario della descolarizzazione dice beh, non c'è più bisogno di un'istituzione formale, c'è la società, diciamo, della rete in rete, e ognuno è come adesso negli Stati Uniti, quella che si chiama one school, cioè praticamente ognuno o chiama dei precettori oppure va in rete, precettore di massima, e alla fine le cose. La buona scuola, così come si configura, sicuramente dichiara di essere dalla parte del rilancio, però è un po' più verso il mercato, un po' sulla socializzazione, un po' sull'organizzazione dell'apprendimento basata sulle tecnologie. C'è un assetto, come dire, che qualcuno potrebbe dire anche un po' eclettico. Che visione c'è del sistema formativo? Una delle principali critiche che rimane e in parte è stata, come dire, sopperita dalle deleghe al governo previste dalla stessa 107 è sull'educazione degli adulti. Si, diciamo, dice poco o niente. Sulla scuola dell'infanzia
cui poi si prevede una delega, in particolare 06, ed è in atto un lavoro anche a Consiglio parlamentare interessante. Il tentativo è far passare questo periodo e i relativi servizi da una logica assistenziale a una logica educativa, in particolare su 3-6, no? Cercare di cominciare a pensare, e qui c'è tutto un dibattito anche a livello europeo, proprio qui a Verona un po' di mesi fa è stata fatta una riunione dei direttori generali di tutti i paesi europei, e uno dei temi era proprio questo della scuola pre-primaria, che sembra essere un aspetto decisivo anche nell'impostazione del percorso, e poi poco o niente sull'istruzione e formazione professionale, formalmente perché è di un altro ministero o delle regioni, ma insomma. Quindi si parla di una riforma del sistema formativo che tiene fuori 3 pezzi non di poco conto. Qualcuno ha anche detto che è una riforma senza un curriculum, nel senso che non si affronta questo tema, diciamo così, e in modo esplicito già non si va salvo arricchimenti dell'offerta formativa, diremmo noi, no? E si dice è più un'ottica di aggiunta, ecco, che di revisione dell'insieme. E sostanzialmente la modernizzazione della scuola è affidata, non a caso il primo dei provvedimenti implementativi è quello sulla scuola digitale, quello in qualche modo affidato alla chiave tecnologica dell'istruzione. Qualche perplessità era emersa per la verità nella consultazione. Io riporto qui quella che aveva più votazioni, ed era il tema dell'inclusione e dell'integrazione. No, correttamente poi il MIUR ha riportato anche le critiche, non solo quello che funzionava. E su questo tema qua, adesso in parte coperto con la delega al governo, no, sul PES, diremmo noi, insomma, è stato segnalato assieme a molte altre cose. Perché in qualche modo succede questo? Ecco, io propongo un'interpretazione. Secondo me mi sono confrontato anche con molti esperti al MIUR, c'è sotto l'idea di un paradigma di riparazione. Cioè arriva il governo, trova una roba in rovina, che si chiama scuola, e fa una gigantesca operazione di riparazione e restauro. Questo anche per altri settori, ma per questo in particolare. È chiaro che la logica della riparazione rispetto al disastro e alle rovine non dà conto di quello che è la realtà della scuola italiana, che non è un cumulo di macelli. Questo è uno dei punti che personalmente ho sempre cercato di, c'è del buono nella scuola italiana, cioè proprio tutta una rovina. E questo è un paradigma che si collega a quello che io chiamo un paradigma clinico, cioè che l'operazione politica è un'operazione di rammendo sociale, di gigantesco rammendo sociale, dove danno una mano enorme, cosa assolutamente vera da un certo punto di vista, le tecnologie. Allora come possiamo rammendare con un fattore tempo molto ristretto? Attraverso una spinta fortissima sulla scuola digitale. Quindi saremo sullo scenario OCSE che dice nuovi ambienti di apprendimento, rilancio attraverso i nuovi ambienti di apprendimento. Questo però rischia di lasciare sullo sfondo la dimensione culturale, comunitaria e relazionale, che noi sappiamo da tutte le ricerche sono quelle che fanno la differenza dal punto di vista educativo. Questo è un po' il punto che sottolineo, non è tutto così, per fortuna, sono parecchi elementi, vedremo, però essendo partiti da 2 problemi emergenziali, uno che riguarda come recuperare la competitività dell'Italia e l'altro come risolvere il problema precariato, se io adotto il paradigma emergenziale, inevitabilmente la risposta è clinica. Questo è il punto. Alla luce di questo, provo a ripercorrere alcuni aspetti che
possono in qualche modo essere segnalati. Sappiamo che il testo finale è un testo più o meno illeggibile, che diciamo è stato così confezionato per esigenze parlamentari, insomma, no? Sarebbe un bellissimo esercizio di analisi di un testo che potremmo fare ai nostri studenti solo l'insegnamento italiano, perché è fatto proprio in funzione del divieto assoluto di una comprensione chiara e trasparente. Tant'è che molti poi hanno come dire, sviluppato dei testi mettendoci dei sottotitoli, recuperando i titoli degli articoli precedenti, per esempio l'alternanza era l'articolo 4. Ecco, al di là di questo, il filo conduttore mi sembra dei primi 4 commi, che sono quelli che danno un po' l'idea, come avete potuto vedere, è quello dell'autonomia scolastica. Ecco, qui ho ripreso da una delle protagoniste della commissione parlamentare che per spiegare la cosa ai propri colleghi ha fatto delle slide, no? Allora ne ho messe alcune perché si capiscono i parlamentari, forse qui vengono richiamati punti che sostanzialmente riprendono cose già nel lessico e nella, diciamo, tradizione della scuola, quantomeno insomma dagli anni 90 in poi, insomma, no? E sono degli auspici sostanzialmente. Dare piena attuazione all'autonomia è il primo, piena attuazione a una cosa impostata nell'ultima versione del 1997. Innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti, contrastare le disuguaglianze, e tra le disuguaglianze viene poi diciamo identificato un tema diciamo caratterizzante la realtà in negativo dell'Italia, questa sì, che è l'abbandono e la dispersione scolastica. Nella commissione di cui faceva cenno prima il professor Quaglia stiamo raccogliendo un po' i dati relativi per esempio al primo biennio delle superiori, sono situazioni imbarazzanti. In alcuni casi ci sono stati dei miglioramenti negli ultimi 10 anni, ma in altri casi dei peggioramenti, e questo è sicuramente un elemento, un nervo scoperto, oggetto anche di particolari rilievi della Commissione europea nei confronti dell'Italia. Poi c'è questo concetto di una scuola aperta, questa è un'idea interessante, cioè una scuola che non sia solo la scuola del mattino, che non sia solo la scuola diciamo delle discipline, ma che sia aperta tutto il giorno a disposizione del territorio, che diciamo sia l'occasione di una crescita anche fuori dall'aspetto strettamente informatico. E poi diritto allo studio e pari opportunità per il successo formativo. Sono conferme di cose che vengono declinate, talora in modo molto retorico, però comunque importanti da ritrovare. Come viene in qualche modo assicurato lo sviluppo di questa autonomia scolastica e diciamo la coerenza con l'offerta formativa? Ecco, in questi commi sostanzialmente si dice io ti do più organico, più insegnanti, poi ti darò più soldi e tu per realizzare pienamente l'autonomia, cioè di rispondere alle esigenze del territorio, della tua utenza, eccetera, vai a impostare un piano non più annuale ma triennale dell'offerta formativa. Cioè io ti metto nelle condizioni più insegnanti, più soldi, ti do più autonomia e tu lì non puoi, in questo caso rivolto principalmente ai dirigenti scolastici ma poi a tutta la comunità professionale, devi darti delle prospettive che non siano contingenti, e quindi si introduce l'idea di una più o meno quello che è avvenuto anche in altri settori, no? Ad esempio nella sanità e nei servizi sociali. Poi avete visto c'è una ventina di obiettivi prioritari. Ecco, qui possiamo trovare spunti utili sia per il primo ciclo che uno dei pochi passaggi e per il secondo ciclo.
Questa ventina, sapete benissimo, di obiettivi prioritari, avete il dovere di riprenderla nei PTOF e di collegarla ai piani di miglioramento, no? Dopo che avete fatto il RAV lo scorso anno. Ecco. E qui allora, girando per le scuole, ci sono un sacco di diciamo, soluzioni interessanti, allora fantastiche, no? Però effettivamente, scorrendoli un po' tutti, c'è una specie di compendio, diciamo così, dei desiderata che poi comincia a trovare delle risposte attraverso i programmi che avete visto già lanciati negli ultimi mesi, insomma, no? Che pian piano coprono. Nessuno si è preoccupato di andare a vedere se le cose funzionano. Faccio l'esempio dei CLI. Chi ha detto che è diciamo, la soluzione più efficace per imparare le lingue? No? Ecco, questo non è mai stato oggetto di una riflessione approfondita, no? Si dice per sé è una cosa che bisogna fare. Questa è un po' cioè sì, la logica è più del compendio che di un'analisi di come effettivamente, oppure è dell'aggiunta, no? Cultura musicale, dell'arte, storia dell'arte, produzione, diffusione di immagini, di suoni, tutte cose assolutamente giustissime, che però se si traducono in aggiunta di discipline o di contenuti portano a una bulimia curricolare impressionante. Il richiamo alla cittadinanza attiva democratica, il tema della solidarietà, della cura dei beni comuni, ci sono quindi dei passaggi. Quando poi è stata scritta sta roba eravamo in piena crisi del settore bancario, quindi trovate potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria ed educazione poi all'imprenditorialità, no? Qui c'è stata una spinta forte anche da parte dell'Italia, c'è il programma per l'educazione finanziaria, tutte cose assolutamente condivisibili. Il problema è poi chi le fa, come, eccetera, eccetera. Poi si è messo un altro mix, legalità, sostenibilità ambientale, beni paesaggistici, patrimonio, beni culturali, eccetera, no? Diciamo, una rassegna interessante, ma senza poi indicazioni di implementazione. Perché? Perché sono le scuole, nella loro autonomia, che devono trovare le soluzioni. Quindi l'operazione, se uno la vede in termini politiche pubbliche, è una gigantesca procedura di decentramento di responsabilità del male alle scuole. Io in piccolo questa roba l'ho già vista qui vicino, provincia autonoma in Trento, ho fatto così. Io ti do soldi e personale e arrangia tutto tu. Da un lato, diciamo, la cosa ha una sua significatività, dall'altro è chiaro che ci deve essere comunque una qualche forma di regime, altrimenti fuori tutto il contrario di tutto. Ecco, su questo diciamo, credo che vada fatta una riflessione. Quindi ciascuno di questi obiettivi detti prioritari, ma è difficile poter avere priorità di 20 cose, difficilissimo. E allora praticamente è un menù in cui voi scegliete le priorità giuste, cioè è un menù alla carta, diciamo così, no? Ciascuno di questi, ripeto, ha delle assoluta condivisione, insomma, ecco. Ci sono anche fenomeni recenti che troviamo in molte scuole, sia del primo e secondo ciclo, come bullismo, discriminazione, ritorna qui il tema dell'inclusione, eccetera, eccetera. Sul tema organizzativo c'è questo dell'apertura delle 20 priorità, l'apertura pomeridiana delle scuole e altri aspetti che conoscete molto meglio. Quindi in sostanza noi abbiamo che dotato di organico ad hoc con più risorse economiche, individuata una progettualità che risponde al territorio, ogni scuola deve essere in grado di definire al meglio il mix necessario e poi su quello fare le sue richieste, anche se nei mesi scorsi penso avete avuto l'esperienza che le richieste che avete fatto sull'organico degli ultimi che sono arrivati non è stato sempre così semplice trovare le corrispondenze. Ecco, il PTOF gradualmente dovrebbe riuscire a spostarsi sul versante diciamo di una progettualità di medio termine. Quelli che ho visto io, ne ho analizzati in centinaia, insomma, di varie scuole, di varie regioni,
più o meno quello che ho visto è, per il momento sono dei POF con delle indicazioni di auspicio nei prossimi 2 anni, in attesa di poter ritoccare le cose a ottobre, visto che è possibile riprendere qualcosa. È parte normale così, non è che dalla sera alla mattina uno inventa una progettualità diversa. Molte scuole però hanno, ho visto, colto questa occasione per ripensare radicalmente l'impianto di progettazione. Per esempio hanno individuato degli obiettivi anche a seguito del lavoro fatto sui lab prima e hanno impostato in modo completamente, radicalmente diverso rispetto al POF tradizionale. Quindi non hanno fatto solo poche cose. Ecco, credo che sia questa un po' la strada ed è interessante vedere già molti esempi buoni in moltissime scuole. Ecco, un altro elemento di un certo interesse che avete visto, che io sottolineerei, è questo qui che diciamo dovrebbe poter dare evidenza del percorso dello studente attraverso anche, non si usa questa parola perché è già oggetto di infamante, insomma, portfolio progressivo dello studente. Difficile adesso usare questo termine, bruciato già all'epoca dei lavoranti, però si parla di curriculum dello studente a cui poi si collega l'identità digitale. Ecco, questa cosa dovrebbe permettere, questo è fatto anche in molti altri contesti, in parte anche nella formazione professionale, fatto anche in parte nell'ITS, fatto in altri, ecco, l'accumulo progressivo delle evidenze di quello che uno ha fatto, al di là che ha fatto 5.000 ore di scuola, no? Nel caso delle secondarie superiori, o 3.000 nelle medie, 5.000 nelle primarie. Ecco, al di là di questo, che cosa effettivamente sono gli apprendimenti, le competenze significative. Ecco, qui diciamo progressivamente si metterà in atto, insomma, una cosa che avrà molta importanza poi anche nel post scuola. Ecco, per esempio noi ce ne siamo accorti all'Invalsi analizzando i dati relativi alla cosiddetti esiti a distanza, dove quelli che trovate nel RAV in realtà sono solo una parte, perché il sistema informativo del Ministero del Lavoro e dei Servizi per l'Impiego lascia fuori circa il 30% delle situazioni, cioè quelle che non sono strettamente lavoro dipendente, lavoro autonomo, voucher, eccetera. Questa roba qui non ha ancora il codice studente che riesce a essere seguito per tutta la carriera. C'è poi il tema dell'alternanza, che adesso sto seguendo in modo particolare, che ovviamente imponendo in termini prescrittivi le 400 ore nei licei, scusate, i tecnici professionali, 200 nei licei, sta creando non pochi problemi in alcune situazioni, ma sta anche generando parecchie diciamo, evoluzioni positive, insomma, no? È chiaro che qui è potenzialmente questa iniziativa un modo per dare un'altra spallata al paradigma generico, diciamo così, che vedeva il liceo classico, no? Che ho fatto, che diciamo è oggetto di studio da tanti anni, che è il professor Quaglia, eccetera, e che nessuno vuole sminuire, no? Come la via maestra. Ecco. Questo, il fatto che anche i licei, compreso il liceo classico, si chieda di fare un'esperienza, come avviene anche in altri paesi europei, di lavoro, tra virgolette, perché magari ne entreremo nella parte del dibattito, può essere dirompente. E quindi la riabilitazione del valore educativo dell'esperienza lavorativa e di un apprendimento in contesti non formali, ecco, questo è il punto, assieme a quello che sto vedendo in molte scuole, per il momento sono soprattutto istituti tecnici professionali, la rottura dell'attuale cultura didattica organizzativa, in particolare la rottura dell'unità della classe, perché in molte situazioni occorre fare una rotazione annua degli studenti sull'azienda, perché i posti sono limitati, e quindi questo scompagina, in qualche caso crea casino, in qualche caso diciamo è fattore generatore di innovazione, anche sull'organizzazione. E poi direi c'è un lato imprese tutto da esplorare, non è che solo la scuola che deve fare questo passo qua, noi abbiamo l'impresa che in moltissimi casi è totalmente preparata, quindi quando noi parliamo di via italiana e sistema duale, mutuando dalla Germania il modello, ci dimentichiamo che la cultura delle imprese italiane non è proprio esattamente quella della cultura delle imprese tedesche, e quindi c'è un
un po' di strada da fare anche su quel versante, non solo la scuola. C'è poi ribadire l'importanza degli istituti tecnici superiori, anche se su questo è in atto una riflessione. Cioè questi istituti, cioè la via non accademica, il post secondario, non ha funzionato. Sono meno di 4.000 gli iscritti a fronte di centinaia e migliaia nell'università, per cui bisogna pensare a come farla decollare. C'è un gruppo di lavoro che pensa che si possa mutuare altri modelli diversi dal modello. La legge in questo momento ribadisce l'importanza e dà accesso a questi percorsi anche a chi ha fatto 4 anni, quelli che vengono dalla formazione professionale. Secondo alcuni è una sciagura, secondo alcuni è un'opportunità. Poi c'è l'innovazione digitale didattica, probabilmente parleranno poi i colleghi meglio perché avete il piano nazionale eccetera, su cui non mi soffermo. C'è poi il capitolo su cui non mi soffermo, che è roba vostra, diciamo, competenze del dirigente scolastico, questa tormentatissima figura decisiva, ma che qualcuno dice troppi poteri, qualcuno dice pagata troppo poco, in realtà i poteri non ce li ha, eccetera, eccetera. Questo è uno dei temi più controversi su cui non torno. E poi l'introduzione, questa sì importante, dell'obbligo della formazione, più o meno il modello non dichiarato sotteso è quello del piano della sanità, cioè rendere crediti formativi obbligatori. Qualcuno ha parlato di ECM, diciamo, che potrebbero essere introdotti nella scuola, cioè formazione obbligatoria collegata a crediti e collegata anche a, diciamo, possibilità tipo il bonus dei 500 euro. Ecco, tutta questa partita è la più spinosa, che piano in ballo i dirigenti scolastici, la valutazione dei docenti, la premialità, su cui insiste molto il Ministero su questo punto qui. Molti di noi hanno sottolineato di porre massima attenzione e delicatezza a questa cosa qui, perché bisogna considerare bene come funziona la scuola, come è fatta rispetto ad altri settori pubblici che non sono proprio esattamente le stesse cose. E poi questa cosa molto controversa della valutazione da parte del dirigente scolastico, cioè il nucleo propone, il dirigente dispone. Ecco, qui c'è di tutto girando per le scuole, quelli che tirano a campare e stanno cercando di aspettare la fine dell'anno scolastico, molto difficile questo, dando un po' più voce ad altre cose, e qualcuno invece che dice no, chi è che deve valutare? Io dirigente valuto, ignora del tutto la rosa del concetto, di tutto girando su. Interessante. Qui la legge le indicazioni del PNU si limitano a dire i 3 criteri. Sono 3 criteri che però vanno riempiti, cioè non è che... Allora si dice chi è che deve riempire le scuole? In realtà questa mi sembra uno dei punti molto molto nervoso. Poi ho già accennato, vado alla conclusione, gli open data. Questo è un passaggio molto importante anche nel senso della trasparenza, nel senso della, diciamo, di quello che può fornire come conoscenza complessiva della scuola. Abbiamo dei buchi, per esempio, segnalo che nell'anagrafe degli studenti non ci sono le scuole paritarie, pezzo di sistema. Stiamo lavorando con la formazione professionale che è fuori dai radar, ecco, di queste robe qui. Quindi c'è un lavoro notevole ancora da fare. La delicata questione dello school bonus, sulla possibilità che i privati investano nelle scuole, speriamo che sia vero, la questione della detraibilità delle spese della frequenza scolastica per la scuola paritaria è oggetto, uno dei punti del referendum, cioè l'importo di 400 euro all'anno per studente, e questo ha sollevato, per alcuni considerato una presa in giro, per altri in termini di consistenza, per altri una lesa maestà della scuola pubblica. E poi questa idea delle scuole formative anche come edifici su cui dovrà partire un bando, anche questo è una cosa collegata complessivamente agli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Ecco, questo è un tema su cui c'è anche l'investimento non da poco e assolutamente doveroso per il nostro Paese. La legge si conclude con 9 deleghe al governo
su cui l'attuale Presidente del Consiglio ha dato una svegliata negli ultimi settimane, chiedendo di mettere in piedi 9 gruppi di lavoro che sono stati insediati qualche settimana fa perché producano in tempi brevi le proposte su questo punto. Alcune cose usciranno a luglio, il Presidente ha anche annunciato temi, mi sembra quelli relativi alle disabilità, ad esempio, e altri un po' più in là. Io personalmente seguo a distanza, per la verità, quello della revisione dei percorsi di istruzione professionale, cioè la delega, no, forse qualcuno interessato possiamo dire qualcosa, e tutti gli altri aspetti. Ecco, quindi il terreno e quindi porterà a concludere l'iter della legge della buona scuola sostanzialmente nel 2018. Questo è l'orizzonte. Ecco, chiudo con alcune questioni che vorrei poi rilanciare con voi. Cioè, può essere un'opportunità la legge 107 per la scuola italiana? Assolutamente sì, ci sono degli aspetti non di poco conto che vanno a superare situazioni un po' andate in cancrena per alcuni casi. Segnalo solo tre condizioni seconde. Primo, ribadisco, superare la visione medicalizzata della scuola. Cioè, l'approccio solamente clinico, tutto da rifare, tutto macerie, disastro, interviamo, eccetera, non porta lontanissimo. La seconda è valorizzare l'iniziativa e le esperienze del basso, non è che come operazione dall'alto risolviamo le cose, quello che di valido c'è nella scuola italiana ed è molto, è grazie a questa dimensione reticolare e iniziativa di ristrutturazione educativa, di responsabilità, insegnanti, dirigenti, personale alta, famiglie, eccetera. Questo è uno dei punti che magari ci differenzia anche da altri paesi. E poi recuperare la centralità della relazione educativa e della comunità educativa. Ecco, in alcuni casi sembra prevalere il paradigma del servizio al cliente. Questa roba qui può essere valida fino a un certo punto, ma è l'altra dimensione, quella decisiva. Ecco, chiudo e lascio la parola ai colleghi, diciamo. all'ufficio legislativo del Ministero e anche in Parlamento del fatto che questa legge era praticamente illeggibile nella sua forma approvata ed è stata quindi scandita e suddivisa in tante parti con commenti fatti dal sistema ministeriale, per cui la pubblicazione successiva c'è in Gazzetta Ufficiale della legge commentata. La cosa interessante, che vi faccio presente, è che i commenti talora non solo chiariscono ma integrano elementi la cui presenza implicita può essere discutibile, come per esempio il fatto dei distacchi, no? Grazie a Dio ci siamo appigliati a riconfermare i distacchi dell'anno prima, se no crollava il sistema, perché comunque sia nella interpretazione si è detto che comunque erano compresi tutti i distacchi, non solo quelli della 448, quindi ecco lì ci siamo salvati in questa maniera, la glossa è stata più forte del testo. Passo la parola adesso ai due colleghi, partiamo da Elisabetta Peroni, che ci toccherà temi, presumo soprattutto naturalmente il primo ciclo. I tempi che ho dato loro sono tempi da velocisti, 10 minuti. Devi andare al computer? Allora, buongiorno a tutti, sono Elisabetta Peroni, sono dirigente dell'Istituto Comprensivo 2 di Pescantina e porto la mia esperienza, ecco, come persona proprio della scuola, che crede molto nel lavoro che fa, nonostante le difficoltà che cercherò anche qua di condividere con voi. E sono 20 anni che faccio la dirigente con 36 anni di esperienza. Con il collega Sandro Turi abbiamo un po' condiviso un po' gli argomenti in modo che fossero anche un po' diciamo una relazione di complementarietà, e mi trovo molto anche sulle cose che ha detto il professor Salatini, quindi l'obiettivo sarà proprio quello di fare
fare un'analisi sul campo. Ecco, come vedete qui ho scelto questa immagine proprio perché rappresentano da zero all'università. E la buona scuola, no, per definizione, dovrebbe richiamare un clima di serenità e tranquillità. Ecco, un bambino buono di solito è tranquillo, è sereno, e così dovrebbe essere caratterizzata la buona scuola, dove invece c'è un disperato bisogno, ultimamente, di tenersi in equilibrio. Qui appunto il discorso dell'equilibrio è il termine più ricorrente utilizzato in questi ultimi anni, sia per l'agravio lavorativo di tutto il personale scolastico, che ha raggiunto a mio giudizio l'apoteosi nella legge 107, sia per la difficoltà di gestire i cambiamenti continui. Slogan, io non sono iscritto a partiti né a sindacati, quindi quello che dico è come persona di scuola che vive sulla sua pelle la quotidianità. Vediamo basta equilibrismi, no, sulla pelle del personale alta. La nostra conferenza dei collegi riuniti sarà gli equilibristi, no, del professor Cerulo, quindi stupisce, no, che effettivamente da punti di vista diversi ci sia questo discorso. La legge presenta tanti elementi positivi, come abbiamo visto, come abbiamo analizzato anche sul campo, che però hanno bisogno di tempi idonei per un adeguato assimilamento. Infatti, troppe continue sollecitazioni rischiano di creare situazioni limite. Qui sono immagini, no? Che dedico a me stessa e dedico anche ai miei colleghi, dove effettivamente molto spesso siamo in una situazione proprio di emergenza, no? Dove vorremmo chiedere aiuto. E sono effettivamente anche, no, i docenti caratterizzati dalla sindrome del burnout e dello stress lavorativo. È in costante crescita il numero degli insegnanti che soffre proprio di disturbi mentali. Più dell'80% dei membri del corpo docente si definisce stressato. C'è proprio un recentissimo testo, Pazzi per la scuola, di un medico, Vittorio Doradoria, che proprio analizza questo stato delle cose. Quindi la legge 107 introduce quindi tanti cambiamenti che però vanno a collocarsi in un contesto dove da anni si chiedono attenzione e cura. Queste attenzioni e cure si chiedono nelle risorse umane, nelle risorse economiche e nelle risorse strutturali. E quindi la difficoltà è che va questa legge a toccare effettivamente troppi cambiamenti in simultanea su tutti i fronti. E quindi noi ci vediamo in una situazione dove le risorse umane abbiamo una veramente dissociazione tra le richieste e le condizioni. Prima si dicevano tanti cambiamenti che però hanno poca poi coincidenza con quelle che sono le condizioni effettive nelle quali operano le risorse umane della scuola interne, cioè i limiti che ha il dirigente, la situazione lavorativa dei docenti e la situazione degli ATA. Quindi facciamo un attimo il focus del dirigente, che dopo lo affronterà Sandro anche sulla base delle critiche che aveva sollevato il professor Saladini. La situazione del dirigente è così impegnativa a tal punto che un numero sempre più elevato di neoassunti che deve ritornare al ruolo di appartenenza, soprattutto nell'ultimo concorso. Per non parlare di quelli che si ammalano e di quelli che si ammalano in maniera irreversibile. A volte mi chiedo, ma i dirigenti sono dei lavoratori? Ma chi è che si occupa dei lavoratori e dirigenti? Allora, noi siamo tenuti per le leggi sulla sicurezza di fare il monitoraggio dello stress lavorativo, giustamente, perché abbiamo visto che c'è, ma il nostro chi lo sta monitorando, il nostro stress lavorativo? A fronte di un'escalation di carichi di lavoro abbiamo assistito ad una discesa vertiginosa degli stipendi, per non parlare della disparità di trattamento tra i dirigenti dello Stato. Ci sono funzionari che hanno pochissime persone alle dipendenze, prendono 4-5 volte quello che prende un collega che ho qui di fronte, che ha 1000-1500 alunni, 100 adulti da gestire, 11 plessi come Caprino, dove sono stata, o in altre realtà. Allora non sta bene, soprattutto in un periodo di crisi dove tanti perdono il lavoro, tanta gente in cassa integrazione, prendere quello che prendo, ma allora dobbiamo ritrovare la dimensione dell'equità. Non è giusto che chi lavora tanto sia pagato poco e chi
da gestire che non si è scelto lui come i macro accorpamenti, quindi c'è un limite minimo di alunni, ma il limite massimo che lo decide. Forse solo qualche regione come l'Emilia Romagna ha detto non più di 800, non più di 1000. Io per scelta Pescantino, qui c'è la mia collega che saluto, per scelta abbiamo deciso di avere 2 istituti comprensivi su 2000 alunni, pur rimettendoci, anche se poco, di stipendio, perché credo che se io mi devo occupare di 1000 alunni sia più che sufficiente. Però le logiche vanno da un'altra parte, ma molte dipende ovviamente solo dall'ipotesi che fanno i dirigenti, dipende ovviamente dai sindaci e da tante altre. Non parliamo delle reggenze, il prossimo anno i dirigenti di servizio saranno meno di 7.000 e se non ci sarà il concorso a breve con le assunzioni avremo 1.500 reggenze. C'è da chiedersi appunto se ce la faremo a portare avanti questa situazione dove anche la legge prevede che dobbiamo fare continuamente accordi di rete per la formazione degli insegnanti, per appunto il PON, cioè si sono moltiplicate tutte le situazioni. Non parliamo della fase di assunzione di docenti, fase A, fase B, fase C, cambio di docenti in corso d'anno, naturalmente con lo studio preliminare di come devo fare perché i genitori non si lamentino troppo. Da un lato le RSU, da un lato dobbiamo essere nel comitato di valutazione, dobbiamo ovviamente essere datori di lavoro per la sicurezza. Ecco, e abbiamo appunto le risorse da gestire sono veramente un po' troppe e quindi ci fa un po' sorridere dopo quello che Sandro affronteranno nel preside sceriffo, no? Cioè, è un preside in realtà un dirigente che è al servizio di tutti e quindi ci chiediamo anche, ma è giusto che un dirigente sia imperfetto? Io credo di sì, perché il dirigente imperfetto è quello che fa vedere la sua umanità, la sua autenticità e credo che sia anche più capito dalle persone poi che lo circondano. E dobbiamo anche capire che tipo di dirigente vuole lo Stato. Ci vuole manager, ci vuole promotore di educazione e di cultura, siamo valutati per gli esiti degli studenti o siamo valutati per le nostre capacità manageriali? Dovremmo cercare di fare chiarezza su questo. Un piccolo focus sui docenti, anche sui docenti c'è un bel carico di lavoro, è aggravato da tutte le sfumature, come si diceva prima, che sono presenti nelle classi. A me piace definire le sfumature dell'arcobaleno, però anche qui quante situazioni di bambini con bisogni educativi speciali, dell'handicap, di DSA, di stranieri, di eccellenze. E i docenti purtroppo hanno una preparazione eterogenea che porta a livelli di consapevolezza e di performance ancora molto diversificati e difficilmente colmabili con le formazioni in servizio. E quindi questa slide ricorda il fatto che ci sono stati troppi anni di abbandono, dove nelle scuole è regnata effettivamente l'anarchia, o comunque è successo che è stato lasciato in mano al dirigente e al team con il quale doveva lavorare, ma non c'è stata una presa in carico. Quindi anche la formazione era soprattutto un diritto più che un dovere, adesso si va ai ripari, ma ci sono stati decenni dove gli insegnanti non erano tenuti a formarsi. Io sono entrata in ruolo nell'80, ma si facevano 200 ore di formazione all'anno all'epoca. Allora, perché ci chiediamo la difficoltà degli insegnanti a fare unità di apprendimento, cose che io facevo negli anni 90, ma c'era una formazione dove tu eri l'esperto dell'educazione e dell'istruzione. Allora anche qui bisogna che ci chiariamo sul discorso di quanto paghiamo gli insegnanti. Secondo me, se comandassi io, facciamo come nelle favole, se comandassi io, li pagherei bene. Allora, stipendi europei con una presenza a scuola diversa, senza le 40 più 40, senza il FIS, senza il bonus. Una persona va pagata bene, chiede un orario coerente di servizio, in modo tale che il dirigente, mi scuso per il contesto nel quale uso questo termine, non debba prostituirsi continuamente nel trovare i tempi di spazi per i rapporti con le famiglie, per la formazione, per le emergenze. Dobbiamo ripensare, se veramente vogliamo che la scuola sia buona, a un discorso di presenza significativa in modo da poter garantire anche la scuola aperta da tanti punti di vista. Io faccio il dopo scuola col volontariato dei docenti.
quindi ho tanto di cappello agli insegnanti. E quindi non dobbiamo mettere fuori gli occhi con la carta elettronica, con delle cose che veramente gridano vendetta. E se forse aumentiamo gli stipendi, è probabile che tornino gli uomini, perché gli uomini, da quando non è più una professione ritenuta né pagata bene né socialmente rispettabile, nel senso che l'insegnante diventa poverino uno che deve barcamenarsi ed è considerato non a livello di prestigio sociale, ecco, può darsi che gli uomini ritornino a scuola, ed è importante che gli uomini tornino a scuola, pur essendo io innamorata delle donne da un punto di vista di valore, ma gli uomini servono nella scuola. E tanti anni fa, negli anni 60, c'era l'organico per gli uomini e l'organico per le donne, perché i nostri maschi che abbiamo a scuola sono sempre più fragili. Con chi si identificano i bambini maschi? I ragazzini anche della scuola media, e forse alle superiori secondo me sono più fortunati. Addirittura nel concorso attuale, sono andata a vedere le statistiche, abbiamo complessivamente nella scuola dell'infanzia e elementare il 95% di femmine, il bilancio sale al 85,2% se teniamo conto anche delle secondarie di secondo grado. Ecco, questo e naturalmente se li paghiamo meglio è probabile che non abbiano il doppio lavoro dove succede. E inoltre, per quanto mi riguarda, al di là del bonus, io veramente mi rigiocherei la carta di che ruolo assume l'università all'interno di tutto il sistema formativo, perché giustamente il professor Salatini ha detto la grande assente alla scuola dell'infanzia, che io amo molto perché ci ho lavorato per tanti anni, sono stati ruoli in quella scuola lì, però anche l'università è una grande assente. L'università e la scuola deve essere proprio una spirale di circolo virtuoso, dove l'università mette a disposizione le sue competenze per una valutazione esterna dei dirigenti, degli insegnanti. Abbiamo fior di università in Italia che si occupano di valutazione, ma la dobbiamo delegare ai dirigenti con tutto ciò che implica, perché non tutti i dirigenti scolastici hanno competenze pedagogiche, perché provengono da formazioni diverse. Ed è un tema delicatissimo che crea, se non stai attenta, delle veramente difficoltà poi di gestione. Sì, siamo allora, l'altro aspetto è anche quello del personale ATA, vero? E anche qui risorse sempre carenti, disuguaglianze a livello verticale, perché a parità di numero di alunni abbiamo condizioni, numeri diversi. Ecco, e poi qui appunto vediamo le risorse finanziarie e le risorse strutturali. Qui c'è una vignetta dove dice dove la metto la lavagna multimediale, no? Perché fa proprio riferimento al discorso dell'abbandono un po' dell'edilizia scolastica. Ecco, le finalità, le ha già dette il professor Salatini, sono ottime le finalità, ma a volte a causa degli eccessivi adempimenti i nostri alunni con le loro diverse istanze, soprattutto affettive, rischiano di rimanere in secondo piano, quando in realtà dovrebbero essere il nostro pensiero principale. Io mi dovrei occupare principalmente degli alunni, gli insegnanti dovrebbero avere la mente sgombra per occuparsi principalmente degli alunni. Va avanti, cosa? È un buon segno. Ecco, allora, è un buon segno. Sì, adesso concludo. Allora, vado via veloce. La legge 107 quindi è contro la cultura dell'autoreferenzialità. Sicuramente questo è un aspetto fondamentale, perché è importante avere un parametro di valutazione, avere appunto quello che è stato detto, no, dall'autovalutazione per il miglioramento al POF, però tutto questo lavoro è costato tanta fatica, ecco, un super lavoro sia dei docenti che a vario titolo hanno collaborato, sia dei dirigenti nei periodi estivi. Ecco, puntiamo molto sugli esiti degli studenti e sicuramente ecco, qui dobbiamo fare un grande lavoro anche all'interno di quelle che sono poi le competenze, no, che vanno individuate. La legge, come ho detto prima, ha dato poco spazio alle scuole dell'infanzia e anche qui le scuole che hanno avuto un grandissimo rilievo negli anni 90 si sono veramente viste un po' dimenticate, quando anche qui a livello di stereotipi culturali sappiamo che se non lavoriamo bene da 0 a 6 e soprattutto da 3 a 6 dove è scuola a tutti gli effetti, proprio anche per la tipologia di opportunità che vengono offerte, poi non si va da nessuna parte. Quindi bisogna veramente che si ponga tanta attenzione alla scuola dell'infanzia, perché è da lì che parte poi tutto
il curriculum dello studente, e molto spesso se non aiutiamo qui con interventi mirati poi è tutto un aggiustamento. Sicuramente nella scuola e nella legge 107 ci potenziano tutti questi linguaggi che abbiamo visto, proprio per l'arricchimento dell'offerta formativa. A volte abbiamo tante strumentazioni ma poche possibilità a livello poi di bande, di rete, di farlo proprio andare. L'elemento importantissimo poi è stato detto, l'organico potenziato. A volte non ci danno quello che chiediamo, però quello che abbiamo ottenuto, anche nella mia realtà di Pescantina, è stato usato fin dalla scuola dell'infanzia. Quindi c'è questo utilizzo trasversale di queste persone, proprio con una implementazione di competenze in un'ottica proprio di armonizzazione, ed è bello perché così c'è proprio una socializzazione di buone prassi che va dai 3 ai 14 anni. Ecco, anche a volte quelli che sono stati assegnati, noi quasi tutti abbiamo chiesto quello digitale perché soprattutto nel primo ciclo non c'è, anche qui c'è una grossa disparità con la secondaria dove anche dal punto di vista di amministrazione non c'è il tecnico proprio dei laboratori digitali. Però anche per esempio io ho avuto la 019 ed è stata usata molto bene perché facciamo tutto un progetto di prevenzione di quella che è la violenza di genere, quindi anche qui dipende sempre dopo da come si utilizzano queste risorse. Ecco, da RAV al bilancio sociale però a me piace più chiamarlo alleanze educative interne ed esterne alla scuola. Ecco, ed è stato appunto sottolineato questo, quanto è importante. Noi viviamo di queste alleanze. A Pescantina io e la collega De Vecchi abbiamo un bellissimo rapporto con le famiglie che ci aiutano sia alla manutenzione delle scuole sia a reperire fondi. C'è veramente una sinergia con il territorio, con le associazioni del volontariato e soprattutto per una pedagogia della restituzione dove anche i nonni, le persone che sono fuori dalla scuola o i pensionati, i docenti tornano per restituire quello che loro hanno ricevuto in un'ottica veramente educativa, al di là dopo di trovare altri tipi di sinergie come per esempio io ho avuto la fortuna di avere i fondi anche della Cari Verona per acquistare e implementare in tutte le classi della scuola elementare e media di Ligna. La scuola è un ambiente di relazioni soprattutto educative, quindi torno a quello che ha detto il professor Salamini, i quali hanno bisogno di tempi distesi, non di frenesia, perché i protagonisti possano ascoltarsi, ascoltare l'altro, ascoltare gli altri, provare compassione e anteporre le persone alle procedure. Ci vuole questo tempo per riconoscere i bisogni individuali e conciliarli con quelli organizzativi. La scuola, se non smarrisce le sue identità, che è questa, che è quella educativa, è buona per sé. Il cuore e la mente devono essere in equilibrio e quindi le ragioni del cuore e le ragioni della mente devono veramente essere in armonia per un disequilibrio sostenibile, perché se non diventa più sostenibile si cade. Allora accogliamo quindi l'augurio formulato dai nostri alunni e cerchiamo di non dimenticarlo, quello di buon clima, che è quello l'augurio che faccio a tutti voi. Grazie. Adesso passiamo la parola a Sandro Turri che ci fa una riflessione, penso sull'altro versante. Metti Peroni ha toccato un tema che credo è essenziale, adesso se devo usare l'espressione appunto che usava anche il professor Sabatini, sullo sfondo di tutta la sua riflessione. C'è la dimensione educativa, pedagogica, cioè in fondo dobbiamo ricordarci che la scuola è il posto dove vanno i ragazzi, i bambini, forse più ore del tempo che passano a casa. Non è il posto dell'amministrazione, non è il posto dell'integrazione, non è il posto degli stipendi, non è il posto delle macchine volanti, è il posto dove stanno le persone, ma anche la scuola secondaria di secondo grado è fatta di persone. Sandro, a te. Sì, è fatta di tante componenti che devono armonizzarsi per riuscire a lavorare in modo collegiale ma anche in modo, diciamo, efficiente, efficace, con una capacità di prendere decisioni insomma, in tempi che non siano difficili.
Adesso su questa legge che il professor Salatin ne ha ben sviscerati i presupposti, è un po' presto per fare chiaramente dei bilanci, siamo comunque nel bel mezzo del quadro, ci sono ombre, ci sono luci, io penso che ci vorrà almeno 3 anni prima di fare veramente un bilancio. Dal mio punto di vista, intanto si parlava appunto di dimensionamento di istituti sempre più grandi. Io sono dirigente di un liceo scientifico e linguistico al quale è stato accorpato un istituto tecnico commerciale, e per arrivare a 1500 alunni e 2 realtà molto diverse che prima andavano per 2 strade separate, e metterle insieme contemporaneamente. A proposito di carichi di lavoro, mi faceva riferimento la mia collega, veramente è difficile sostenere tutto l'aumento di queste responsabilità amministrative e gestionali che con questa legge veramente rendono il lavoro del dirigente stressante, al limite anche di riuscire poi effettivamente ad essere efficace quando ci sono da prendere le decisioni importanti. A me sì, sarebbe piaciuto mettermi una stella sul petto, però in realtà vedo che più dei grandi poteri devo soprattutto cercare di cucire situazioni sempre più difficili da organizzare. Avevamo visto, ecco, la mia è una riflessione anche un po' del vissuto di questi primi mesi. Io, dal mio punto di vista, ho vissuto inizialmente con grande entusiasmo, penso come tutti i colleghi. Cerco di portare anche le osservazioni che ci siamo scambiate nelle diverse riunioni che abbiamo fatto come dirigenti, e inizialmente io penso che tutti abbiano provato un entusiasmo, perché quando si viene emanata una legge che contiene tantissimi elementi, c'è sicuramente la possibilità di fare dei passi di rinnovamento, avere degli strumenti finanziari sicuramente. Rispetto agli anni precedenti abbiamo visto un salto di qualità su questo, di personale, e quindi avere degli strumenti che ci danno modo di incidere veramente sul rinnovamento scolastico e sull'attuazione soprattutto dell'autonomia, perché il primo grande, diciamo, obiettivo della legge è quello di dare finalmente attuazione all'autonomia, iniziata con la fine degli anni 90, la legge Bassanini, il regolamento 275 sull'autonomia, poi continuato con il rinnovamento del decreto legislativo 165. Qui articolo 5,2, ecco, leggo 2 righe: le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Rientrano in particolare nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti alla gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici. Allora, questa legge secondo me è una tappa, è un processo che continua, che è iniziato appunto alla fine degli anni 90, e in questa direzione credo che debba continuare, se vogliamo veramente fare un salto di qualità. Naturalmente non è solo un salto di qualità tecnico, ma è un salto di qualità ovviamente educativo. Partiamo da uno dei punti più contrastanti, cioè c'è stato un accanimento, una lotta da parte sia sindacale che di certe parti politiche, cioè il fatto che il dirigente possa dare un incarico diretto ai docenti di ruolo assegnati all'ambito. Ecco, secondo me questo dovrebbe essere un punto di partenza di
legge non prevede, stranamente prevede tante cose, ma secondo me è una contraddizione, ma in realtà ne manca di importanti. L'aveva accennato prima il professor Salatin. Una cosa fondamentale secondo me sarebbe la costruzione di una carriera docente, perché questo servirebbe a dare motivazione ai docenti. Attualmente sono inquadrati, considerati alla stregua di un impiegato, sostanzialmente iniziano il lavoro quando entrano in ruolo dopo magari diversi anni di precariato, in cui tra l'altro interiorizzano anche una certa invisibilità professionale, perché si va a vedere solo il punteggio alla fine. Invece, allora, se diamo motivazione, creiamo dei livelli in cui si può passare un livello perché questo livello poi dà una differenziazione delle funzioni, organizzata la gestione delle nuove complessità. Questi più livelli, poi si potrà discutere quanti e come, si passa attraverso non solo l'anzianità, si passa attraverso l'acquisizione di competenze e anche una valutazione. E un passaggio, diciamo, a livelli superiori che però deve essere segnato anche da un significativo aumento dello stipendio, perché ovviamente a maggiori responsabilità deve corrispondere una maggiore compenso. Allora, il fatto del poter dare un incarico diretto a un docente non solo per il fatto che occupa un posto in graduatoria, non solo per il fatto che ha un punteggio, ma per il fatto che si è costruito un suo curriculum in cui ha acquisito delle competenze. Io credo che anche da questo punto di partenza ci sia un riconoscimento del docente che veramente lavora per effettivamente migliorarsi. Non dobbiamo mai dimenticare che lo spirito di un docente è quello che deve sempre porsi come lui che continua a imparare. Quindi, punto di partenza, la chiamata diretta, poi peraltro la legge lo garantisce comunque il posto di lavoro, perché è previsto che comunque ci sia un incarico d'ufficio da parte dell'ufficio regionale. Questo sarebbe interessante se poi fosse appunto continuasse con quella che potrebbe essere secondo me un elemento di motivazione professionale che secondo me farebbe fare un salto di qualità. Risorse finanziarie, abbiamo detto, dopo anni di tagli sia in termini di posti di lavoro per la conduzione del capo di 18 ore, per la riforma riordino della riforma Gelmini che ha ridotto notevolmente le ore di insegnamento sia ai tecnici professionali ma anche ai licei, dimezzamento del fondo del FIS, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, la legge 440 che era quella che è stata istituita proprio per quando è partita l'autonomia, la ridotta del 90% dal 2000 al 2011. Insomma, adesso effettivamente sono stati messi sul tavolo risorse nuove che a cui non eravamo più abituati. E molto significativo il decreto 435 del giugno scorso, che è, non avevamo mai visto un decreto che è un vulcano di idee, un vulcano di proposte in tante direzioni, rivolte agli studenti per incrementare l'offerta formativa, problemi sulla disabilità, integrazione di stranieri, cittadinanza attiva, il teatro, tante cose, la musica, il personale poi sulla formazione digitale, il PIL, cose che abbiamo sentito. Ecco, anche lì però come si arriva poi a un'effettiva traduzione nei progetti? Da settembre a novembre abbiamo assistito a una cascata di bandi, proprio uno alla settimana, con scadenze magari a 6 giorni, 7 giorni,
e tutti noi colleghi, prendi in mano il telefono, telefona a questo o quell'altro Vicente, dobbiamo fare una rete perché la rete chiaramente può avere più punteggio, cioè possiamo ottenere più facilmente. Abbiamo visto reti nascere in una notte, però insomma non è il modo di lavorare. Questa emissione di bandi, di fondi deve essere una cosa limita nel tempo, dare la possibilità alle scuole di ragionarci, costruire dei progetti validi, e penso che i soldi saranno stati spesi meno. Tra l'altro, alcune cose che chiedo anche certi bandi non si sa, non si è più avuto notizie, ho partecipato a quello del teatro, quello dell'educazione alla cittadinanza attiva e legalità, più sentito niente. Sono uscite graduatorie l'8 aprile. Difficile anche trovare, però c'è sull'alternanza scuola-lavoro che è appunto l'aspetto preciso della scuola superiore. Ecco, interessantissimo, l'alternanza scuola-lavoro significa un vero strumento per applicare la didattica delle competenze, percorsi individualizzati, rapporto con il mondo del lavoro, costruzione di curricula. Si forza finalmente i consigli di classe degli istituti superiori a cercare di lavorare in gruppo, programmare, progettare, un lavoro continuo. Però ecco, il fatto di dire dal 1° settembre 2015 diventa obbligatorio per tutti, questo ci ha messo un po' in difficoltà. Io dai dati INDIRE che ho trovato, fino ad oggi l'8,7% della popolazione scolastica nella scuola secondaria di secondo grado è interessata a partecipare al corso di alternanza scuola-lavoro, che a parte sappiamo dei professionali e dei tecnici. Quindi, però mancano ancora tasselli importanti, manca la carta dei diritti e dei doveri degli studenti in ASL, che forse poteva dare qualche chiarimento in più, si sta costruendo un registro delle imprese, quindi speravamo di poter avere accesso in tempi più brevi. Si assistono alla formazione di convenzioni, Confindustria, abbiamo sentito il Gioco Orienta, Camera di Commercio, però ancora non vediamo le conseguenze pratiche di questi accordi. Allora abbiamo dovuto cercare di ricorrere anche all'aiuto delle famiglie, lo dico chiaramente, che sono state un utilissimo mezzo per arrivare a delle aziende più o meno grandi e riuscire a collocare gli studenti. Però è una prospettiva importantissima, l'alternanza scuola-lavoro, anche qui ci vorrà degli anni prima di arrivare a un assestamento. Velocissimo sul piano nazionale della scuola digitale, molto ambizioso, presentato come documento corposo, parole chiave, ogni scuola ha raggiunto la connessione a banda larga, reti LAN, wireless, ambienti leggeri, flessibili, bring your home device, cioè veramente obiettivi veramente molto, molto importanti, però io dico attenzione, l'educazione nell'era digitale non deve correre al centro tecnologia, manteniamo la barra verso nuovi modelli di interazione didattica che utilizzino la tecnologia, corriamo il rischio di diventare schiavi. Allora sono partiti i primi corsi, scrivo alla mia docente che immediatamente appena era uscita l'informazione dalle mie docenti che si erano iscritte, poi gran confusione di informazioni sui corsi. Dico, com'è andata venerdì scorso? Si sono presentate il doppio delle persone che poi effettivamente si sono formate, chiaramente non c'era chiarezza su come avveniva l'iscrizione. La linea della classe era non calibrata, funzionava male, la relatrice è riuscita a utilizzare solo in minima parte. La lavagna in gesso ci hanno salvato, meno male. Inoltre si faceva fatica a lavorare contemporaneamente per problemi di connessione di internet. Però, dice la relatrice, mi è piaciuta molto,
preparata, brillante, non si è lasciata sfuggire il complimento negativo, cercando di tamponare con l'attività di riserva. Non è che la professionalità c'è. Però ecco, anche qui valanga, breve tempo, organizzare valanga di corsi, presentare iscrizioni che il sistema non era in grado di gestire, perché il SIDI si è bloccato, certe province non potevano iscrivere l'animatore digitale. E qui allora cerchiamo di vedere se ci sono i presupposti di fare questo passo, non facciamo il passo più lungo della gamba. Vado a chiudere, se no sono qua mi taglia la lingua. Ecco, niente, sul bonus sorvogliamo sul bonus per la valorizzazione del merito. È una bella casa da pelare. Non mi meraviglio che molte scuole cerchino di rinviare il più possibile la cosa, anche perché sembra sempre che debba arrivare delle informazioni, dei chiarimenti. Noi dirigenti scolastici siamo sempre alla faccia dell'autonomia che deve arrivare a qualcosa, si devono dare delle indicazioni da data che non arrivano. Vabbè, finisco dicendo, insomma, fatta la riforma, la scuola non è una buona scuola solo perché così della legge. Nessuna riforma fa la buona scuola. La riforma può mettere a disposizione strumenti più o meno adeguati, risorse più o meno sufficienti, ma fa buone le scuole a chi ci lavora. Dentro sul serio, soprattutto con una logica, come dicevo prima, di apprendimento continuo. Apprendimento che permetta di attivare la potenzialità vera degli studenti e accrescere il loro amore per la conoscenza. E credo che noi dirigenti, per cui conosco i miei colleghi, ci stiamo lavorando su questo. 24 ore. Diciamo che sì, grazie. Cioè se hai il fumo, i Pin Jones Communicators, cioè sono forme diciamo di moderna definizione scientifica della teoria della comunicazione, di processi comunicativi peraltro tecnologicamente funzionanti in epoche lontane da noi. Allora chiudo con questa osservazione. Abbiamo visto una rassegna molto interessante, il professor Sabatini non ci ha dato aspetti tecnici, ci ha dato l'inquadramento, potrei dire segnologico della legge, perché ci ha dato in fondo il contesto generativo. I due colleghi ci hanno inquadrato problematiche che ci sono abituali. Ecco, io chiudo questa fase di comunicazione, diciamo, verso i colleghi in attesa delle loro reazioni, dei loro interventi, citando Esiodo, che chiude la serie dei miti sugli uomini d'oro, sugli uomini d'argento, sugli eroi, dicendo: ah, maledetta l'ultima età, il Siderion Genos, cioè la stirpe degli uomini di ferro, che sono quelli che devono lavorare la terra per guadagnarsi da mangiare. Non sapeva che sarebbe venuta una più terribile successiva generazione, la generazione del Cartes Genos, cioè degli uomini di carta, che sono quelli che fondamentalmente sono convinti che per aver scritto una cosa sulla carta questa automaticamente si realizzi. Purtroppo questa è la situazione nella quale noi ci troviamo a vivere, perché, e questo al di là della metafora, è un dramma concettuale antropologico, ce lo siamo voluti ed è stato progettato, questo lo dico con durezza estrema, il povero Gentile, che noi non abbiamo Gentile come modello, abbiamo Bottai, che è la negazione di Gentile. Per fare la sua riforma, che è rimasta in piedi 70 anni, ha usato 3 regi decreti, scritti con un'essenzialità, direi proprio assoluta, francescana. Noi siamo sommersi da carte, da montagne di carta. Pensate, la Moratti era 13 anni fa. Pensate alla distanza tra noi e la Moratti. La Gelmini è passata da 5 anni. Ci sono stati di mezzo Profumo, la carrozza, e adesso sarà anche per la Gelmini, verrà il tempo in cui ella fu.
No. Cioè, capite? Cioè, questo tempo che ci sta divorando, no? In cui noi dobbiamo puntualmente con la carta, perché Gentile aveva messo in ginocchio l'amministrazione rispetto all'educazione e l'educazione era centrale. Noi siamo andati nel suo paradigma opposto, c'è l'educazione in ginocchio rispetto all'amministrazione. È l'amministrazione che domina tutto. Guardate che le idee buone che sono nella buona scuola sono state processate dall'amministrazione. Questo è, e io sono la faccia dell'amministrazione, sono dentro e so quali problemi ci sono. Quindi questo è il problema e la lotta, e con Rembado ci siamo confrontati su questo continuamente. Il dirigente scolastico non può essere assimilato all'amministratore delegato, è il direttore editoriale, che è un'altra cosa. Il successo di una collana di libri avviene perché c'è uno che legge i libri e dice questi sono libri che possono essere venduti e il direttore commerciale li vende. Noi abbiamo assimilato il dirigente scolastico al direttore commerciale, non al direttore editoriale. E questa è la dannazione del sistema in cui ci troviamo a vivere. E questa la dico con la libertà dei figli di Dio, in questo tempio dei vescovi. Facciamo un altro applauso veramente ai nostri siamo visti veramente partecipi. Ringraziamo il centro professionale degli stimantini che adesso offre, c'è il presidente Cabianca, che ci offre un aperitivo